Sarebbe il momento della società milazzese di Storia Patria, però per un problema comunque non dipendente dalla sua volontà il nostro relatore è assente, ma io vorrei chiamare l'amico Piero Gazzara per illustrarci anche in maniera molto breve, in modo che abbiamo contezza di questa relazione di Giuseppe Pandolfo, che comunque verrà pubblicata negli atti. Da oltre 20 anni è attivo nel settore turistico e dei beni culturali, nonché membro, appunto, come dicevo, della Società Milazzese di Storia Patria e dell'Associazione Italiana Collezionisti Posta Militare e Storia Postale. Relatore in convegni specializzati e autore di varie pubblicazioni, ha svolto attività di consulente per la riqualificazione turistica di molti comuni del Messinese. Nel 2012 si era occupato anche dell'organizzazione di un importante convegno sulle maioliche del Museo Farmacia di Rocca Valdina. Questo argomento, diciamo che ci sposta molto in avanti cronologicamente rispetto alle relazioni che abbiamo sentito fin qua, perché ha per titolo l'assedio di Milazzo del 1718, aspetti storici e loro rilevanza nel contesto politico internazionale. Sono dei fatti importanti. Noi amiamo la storia medievale, abbiamo incentrato un po' tutto su questo, però ci sta pure in questo grande mosaico della storia della Sicilia. La parola a Piero Gazzara. Sarò, come ha detto il presentatore, il coordinatore, brevissimo. Mi scuso, scrive il dottor Giuseppe Pandolfo, con tutti voi qui presenti, relatori, pubblico e organizzatori. Sarebbe stato per me, continua il Pandolfo, un grandissimo piacere essere qui con voi e condividere queste sicuramente interessanti e piacevoli giornate. Purtroppo imprevisti e improrogabili impegni di lavoro mi impediscono di essere presente, per cui approfitto della gentilezza del relatore per farvi almeno un sintetico resoconto di quello che sarebbe stata la mia relazione a convegno, che potrete trovare poi pubblicata sugli atti integralmente. L'argomento è l'assedio di Milazzo del 1718. La relazione del Pandolfo verte sulle testimonianze di un milazzese vissuto appunto in quegli anni, nel 1718 e 1719, che è testimone diretto delle operazioni di guerra tra spagnoli e piemontesi e austriaci dall'altro lato. Ancora non sappiamo chi fosse Domenico Barca, ma il suo manoscritto, trovato a metà dell'Ottocento dallo storico milazzese Giuseppe Piaccia, descrive con dovizia di particolari fatti, aneddoti ed eventi accaduti prima, durante e dopo l'assedio della città di Milazzo, avvenuto tra ottobre 1718 e maggio 1719, fornendoci uno spaccato di vita vissuta, ma al tempo stesso una serie di informazioni che ci permettono di ricostruire la geografia del luogo agli inizi del XVIII secolo e di renderci conto che anche in una cittadina piccola come Milazzo, e non proprio al centro dell'Europa, si potesse avere chiare informazioni sulla situazione politica internazionale del momento. In quel momento, infatti, a seguito delle trattative di Utrecht che posero fine alla guerra di successione spagnola e grazie al sostegno inglese, Vittorio Amedeo di Savoia fu costretto, suo malgrado, ad accettare la corona di Sicilia. Fu questa una decisione casuale delle grandi potenze, basate sul calcolo dinastico e senza il minimo fondamento nazionale. Al di fuori degli aspetti puramente di cronaca storica, l'assedio spagnolo di Milazzo del 1718-19 assume un'importanza non trascurabile tra le vicende legate alla guerra della Quadruplice Alleanza 1718-1720, che interessò i Paesi Baschi, la Catalogna, la Sicilia e la Sardegna. Vera e propria prosecuzione della guerra di successione spagnola, questo conflitto fu combattuto da una coalizione tra Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia e Impero per imporre alla Spagna
il rispetto del Trattato di Utrecht e il ritiro delle forze con le quali aveva rioccupato nel 1717 la Sardegna e nel 1718 la Sicilia. A Milazzo si infransero i sogni spagnoli di una rapida riconquista dell'isola, pur dovendosi confrontare con forze numericamente superiori e con una popolazione in gran parte ostile. La determinazione degli ufficiali piemontesi e austriaci riuscirono a comporre una sorta di miracolo. Questi uomini furono pedine, forse non coscienti di una partita che si svolgeva su una scacchiera dove la Sicilia rappresentava l'oggetto del desiderio e degli appetiti delle grandi potenze, diventando merce di scambio degli accordi di pace. Una partita che pose le basi dell'egemonia britannica sul mondo intero, definendo una gerarchia di potenza sopravvissuta per 200 anni a tutte le sfide che tentarono di cambiarla. Grazie al manoscritto del milazzese Domenico Barca, di questo assedio conosciamo praticamente tutto. Si tratta di una cronaca che si apre con un'ampia introduzione degli eventi politici che interessarono l'Europa del tempo e dell'arrivo a Palermo di Vittorio Amedeo II. Poi si dilunga nel considerare una serie di segni che a posteriori Barca ritiene siano stati presagi delle sciagure che avrebbero colpito Milazzo e che solo ora per lui divenivano evidenti. Il seguito è tutto un susseguirsi di avvenimenti, personaggi, aneddoti, descrizione del territorio e della città prima e soprattutto durante e dopo l'assedio. Tra tutti i personaggi spicca la figura del tenente colonnello Missegala, comandante della piazzaforte di Milazzo, uomo energico e capace che riesce a fronteggiare con lucidità le situazioni più drammatiche. Per molto tempo egli si trova con solo 800 soldati, eppure si adopera a rafforzare le difese della città, fa scorta di viveri per almeno 6 mesi, tiene a bada i cittadini milazzesi e anche le popolazioni del circondario che patteggiano per gli spagnoli. Il 20 luglio vede passare la flotta spagnola e teme uno sbarco al capo di Milazzo. Poco nella piana si accampa un contingente spagnolo di 18.000 uomini, comandato dal comandante Lucchesi. Il tutto mentre in Sicilia, una dopo l'altra, cadono praticamente tutte le piazzaforti. Nella difesa della città milazzese giocherà a suo favore la vittoria della flotta inglese su quella spagnola nella battaglia di Capopassero e l'arrivo dei rinforzi austriaci che portano a oltre 10.000 uomini il contingente di difesa di Milazzo. Da questo momento il piemontese dividerà il comando con il generale austriaco Wallis e con il generale d'artiglieria barone Zumingen. Condividerà con loro i terribili momenti in cui la città brucia nella notte e il cibo scarseggia. Nel manoscritto scorrono immagini di distruzione, epidemie, morte, continui bombardamenti. Il lettore vive la terribile atmosfera dell'assedio, fa la conoscenza di personaggi del luogo e dei loro stati d'animo. Assiste alla morte di semplici popolani e nobili generali. La pace di Cambrai, firmata il 17 febbraio 1720, porrà fine alla spedizione spagnola in Sicilia. Il 2 maggio 1720 il comandante spagnolo Marchese di Lede riceve dalla Spagna l'ordine di consegnare la Sardegna a Vittorio Amedeo II e la Sicilia all'imperatore Carlo VI. L'annuncio della pace arrivò 3 giorni dopo a Milazzo, concludendo le vicende cittadine nell'ambito della guerra della quadruplice alleanza. Così si conclude la relazione inviata del dottor Giuseppe Randolfo. Grazie a suo nome.